Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright. It's the return of the international dancehall sound coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Karaoke Guantanamera. Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo sul serio. Lui me mi sento come un sulle lumare, lui è in turidi, che poi mi innamoro davvero. Tu sei tutto ciò che volevo, stanotte facciamo tardissimo, la luna lassù. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. E non vale se mi stringi così e non mi lasci andare. Tu ricorda, se grido il cielo mi ascolta, del resto cosa ci importa? Non chiedermi un'altra volta se ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di karaoke Guantanamera. Eccoci qua, buongiorno a tutti qui in diretta su Radio Napoli. Sono le ore 12.04 del nostro mercoledì, in compagnia, come facciamo quotidianamente, Salvatore Albino. In questo periodo di vacanze siamo orfani del nostro prof Gaetano Donatellis, perché come sapete non ho l'attrezzatura qui con me in vacanza, quindi non posso fare il collegamento con il prof. Oggi qui giornata uggiosa, giornata piena di nuvole, senza sole, pioggerellina che va e che viene. Stanotte ha deluviato, ha fatto veramente tanta acqua, c'è un mare a forza 7 che arriva fino alla prima fila di ombrelloni, quindi non è il caso di scendere a mare. Quindi subito abbiamo optato per la prima scelta, quella di essere in diretta qui su Radio Napoli e di stare in dolce compagnia con voi che ci ascoltate quotidianamente sulle nostre frequenze. Ho scelto di farvi ascoltare, invece di un pomeriggio in musica, una mattinata in musica, così che voi nel frattempo vi potete preparare con due noccioline, due biscottini, un po' qualcosa da bere, diciamo, per un aperitivo con me in compagnia, ascoltando un po' di musica napoletana qui su Radio Napoli. Prima di andare subito con con il primo brano in programma, vi faccio come al solito i saluti iniziali dei nostri gruppi Facebook. Di solito li fa il nostro prof Gaetano Donatellis. Andiamo a salutare tutti coloro che ci ascoltano dal gruppo Donatellis La Famiglia, di tutta la musica che ha nel cuore, i balli di gruppo, gli amici della Roberto Bracco, quello della municipalità capitanata dal nostro amico Giuseppe Puglisi, film, musiche e animazione di altri tempi, anime e cartoni animati. In più voglio fare sempre i soliti auguri a tutti coloro che ci ascoltano dai gruppi WhatsApp, degli amici del Napoli, delle trasferte di Maurizio Palumbo, e i ragazzi del gruppo WhatsApp Noi e i nostri phon.
Adesso andiamo subito a fare i doverosi, diciamo, condoglianze e vicinanze a quello che è successo ieri in Libano, nella città di Beirut, una forte esplosione che ha causato al momento una ottantina di vittime e si contano più di 300 feriti. Un'esplosione devastante, quella che si vede dai video pubblicati subito in rete dopo l'esplosione. Addirittura in America, tramite il sottosegretario del presidente Trump, si sta valutando di un attentato terroristico, ma credo che è più una matrice di un errore umano a livello di lavorazione di una fabbrica di esplosivi, diciamo, di fuochi. Non credo che ci sia la matrice islamica per un attentato. Vicinanza al popolo del Libano, alla città di Beirut. Andiamo subito con il primo brano in programma. Vi faccio ascoltare dalla voce di Nico Desideri e i figli i Desideri, L'Amburo Vero. Cambio la rotta della vita mia, mo ci stai tu forever. Nemmeno un giorno se non ci sei tu, io non resisto più. La stessa cosa è capitata a me, io e lei sempre together. E lei impazzisce quando sta con me, mi fai morire, la rit propria era. Amore, arriva zitto zitto e non si fa sentire, ti sbatte forte il cuore, ti senti morire, o stringe forte pure roba fatta amore, ancora. Amore, gli amore quando è brividi ti fa venire, noi il mio paradiso nato può morire, ma non te passa mai nemmeno per mezz'ora, l'amore vero non può mai finire. Ti giuro non ci avrei scommesso mai, e non mi paro per, ma all'improvviso è arrivata lei, qui nei pensieri miei. L'amore dire che ti fa provare, se due si vanno bene, senza di lei non so cosa farei, e insieme a lei ci voglio stare forever. Amore, arriva zitto zitto e non si fa sentire, ti sbatte forte il cuore, ti senti morire, o stringe forte pure roba fatta amore, ancora. L'amore, gli amore quando è brividi ti fa venire, noi il mio paradiso nato può morire, ma non te passa mai nemmeno per mezz'ora, l'amore vero non può mai finire. La paura da perdere mi fa morire, che la non ha da vincere, sai che è inutile, perché storie sono fatte così. L'amore è la cosa più importante che c'era di Dio, vuol dire pure a voi che siete la vita mia, e voglio che provate tutte le emozioni, come ci fatte prima e poi pure. L'amore, 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 amore. E dal mitico brano cantato dalla famiglia Desideri di Nico e i suoi figli abbiamo ascoltato il brano L'amore. L'amore che oggi è l'unica cosa che conta, diciamo, per andare avanti, oltre all'amore, diciamo, per il proprio partner, l'amore anche per i propri figli, la propria famiglia, l'amore con se stessi è quello, diciamo, che ci resta
diciamo in questo 2020, diciamo, uno deve accantonare un po' i sensi di colpa oppure qualcosa nei confronti di qualcuno, il bene in comune. Se uno porta rancore deve essere accantonato, perché veramente dopo quello che stiamo vivendo dagli inizi dell'anno 2020, diciamo, con il caso della pandemia, con tutte queste catastrofi che stanno succedendo a poco, l'unica cosa che conta è avere amore nel prossimo. Questa è una cosa che poi con un po' di esperienza anche di vita viene messa proprio nel proprio bagaglio di esperienza di vita che chi è cresciuto come me ha ascoltato gli artisti che adesso andremo ad ascoltare negli anni 90. Vi voglio far ascoltare un brano cantato da Ida Rendano e Gigi D'Alessio. Dopo vi do le informazioni del caso. Andiamo ad ascoltare Ida Rendano e Gigi D'Alessio. Sai che a febbraio già fa un anno che sto insieme a te, e la tua cara mammina non mi può vedere. Ce l'ho ancora con me e mi domando perché, ma che te ne sta amore diverso, cos'è che non va? E stamattina che tenta di telefonare, ma tu sei stata che fatto volesse sapere. Rispondo subito ma non c'è stato tempo per pensare, se più bugiardo finocchio ma come già fa. Non c'è appiccicato una sera, tiene ma stregnuto un coppo d'ora. Ricordo inoltre, per chi vuole fare dediche e saluti, lo può fare lasciando un messaggio WhatsApp al 32911847700 e vi acconteremo in diretta per i vostri brani musicali e per i vostri saluti in diretta. Ritorniamo ad ascoltare Ida Rendano e Gigi D'Alessio in Non ci appiccichiamo. Jeans te voglio vedere. Quando mi dici così io vado pazza per te, perché geloso mi piace ancora di più. Non ci appiccichiamo una sera, tiene ma stregnuto un coppo d'ora. Pure quando conta una bugia, tu sei tutta vita mia, mi vai bene anche così. Come se volerlo tu stasera, con che sto gente in oscuro, non faremmo mai due creature, ma due viaggi innamorati che si vanno a fare. Io ti giuro che t'accompagno, troppo me ne torno appresso a casa. Io ti aspetto appena una mezz'ora e poi subito ti chiamo, vuoi se non rispondo tu. E dalla mitica voce di Gigi D'Alessio e Ida Rendano abbiamo ascoltato il brano Non ci appiccichiamo, dove l'amore vera era d'obbligo sentire Non ci appiccichiamo. Adesso andiamo a vedere un po' le notizie che arrivano live
dal sito del Messaggero, che è il nostro sito di riferimento per le notizie in tempo reale. C'è l'omaggio dell'Egitto che accende le piramidi con le proprie luci con la bandiera del Libano dopo l'esplosione che ha causato molte vittime a Beirut. C'è una splendida immagine proiettata con la bandiera del Libano e dei colori del Libano sulle piramidi. Covid, l'immunologo Mantovani, il virus non è sparito, la mutazione 614G la rende più aggressiva. Poi arriva anche un'altra notizia dalla Costa Azzurra, grave incendio, evacuate oltre 2700 persone vicino Marsiglia. Anche qui ci sono delle bruttissime immagini da vedere. Poi c'è la foto prima e dopo del porto di Beirut dopo l'esplosione, veramente una catastrofe. Ponte di Genova, auto rallentano per scattare i primi selfie ed è subito caos di traffico. È stato fatto ieri sera l'apertura del ponte di Genova. Adesso andiamo subito in musica con la voce di Ciro Rigione e in compagnia della figlia Antonella Rigione. Il brano che facciamo ascoltare è Ciao Pa. Prima di ascoltare questo brano però voglio fare i saluti al nostro amico e presidente della Virtus Marano, Salvatore Zoccolella, che ci scrive tramite la nostra chat qui di Spreaker.com, che ci saluta anche da parte nostra. Un ringraziamento di vero cuore che ci state ascoltando in questa mattinata in compagnia qui su Radio Napoli. Un abbraccio fortissimo al presidente Salvatore Zoccolella, spero quando prima in un appuntamento per trovare l'accordo per trasmettere in diretta le partite della Virtus Marano qui su Radio Napoli. A settembre ci siamo prefissati un caffè, certamente troveremo un'intesa perché c'è tanta stima e tanto bene tra entrambi le parti. Andiamo a ricordare anche il nostro talk sportivo qui che facciamo su Radio Napoli, il talk intitolato Non ci rompete il calcio, talk sportivo dedicato a tutte le squadre dilettantistiche e professionistiche del calcio campano, con news, approfondimenti e sempre con tanti ospiti in diretta. Ricordiamo che a partire dagli inizi dei campionati, per chi vuole trasmettere le proprie partite dai campi lo può fare tranquillamente contattando me al 329 1184 700 o scrivere un messaggio sulla nostra pagina ufficiale di Radio Napoli, pagina ufficiale che come sapete si chiama Radio Napoli, ma è la nostra pagina ufficiale di Facebook. Come immagine del profilo c'è sempre il mitico cuore rosso disegnato all'interno il Golfo di Napoli con a fianco il logo della società sportiva Calcio Napoli con su scritto Radio Napoli di Salvatore Albino. Basta chiedere info per la radiocronaca e poi vi contatterò io in privato per un appuntamento e vi spiego un po' come funziona il tutto. Comunque andiamo a salutare anche la nostra assedua ascoltatrice che ci ascolta da Melito. Un abbraccio anche a Lucia Donatellis, figlia del prof orfano oggi qui su Radio Napoli. Un abbraccio a Lucia Donatellis che ci ascolta da Melita, anche se non diciamo che la musica napoletana non è suo genere, ci ascolta per essere qui in compagnia su Radio Napoli. Un abbraccio a lei, al marito Renato. Ricordo che per chi vuole deliziare dei prodotti tipici campani e non, può andare al ristorante Demeter a via Santa Chiara 49, chiedere di Renato e dire Radio Napoli di Salvatore Albino e sicuramente lo chef vi delizierà con delle sue prelibatezze del suo noto ristorante. Vado a ricordare Risto Trattoria Demeter via Santa Chiara 49. Adesso andiamo con il brano in programma, Ciro Rigione e Antonella Rigioni con il brano Ciao Pa.
quando in notte passi sulla rete una finestra per cercare un po' di pace dall'oscurità, quando appicci che sono nati in da casa nostra, in dall'occhio una creatura non può cancellare. Ma che sei cresciuto forza tu mi puoi capire. Si va giù lasciata colpa non è stata mia. No. Ma quando non stai qua, nessuno canta più. Ci manca sempre tu, a forza non ci sta nemmeno per pregare, per dicere a Gesù, perché non ci stai tu, perché non torni più. Pure si va con lontano tu mi stai vicino, ha ragione che sta vita resta solo tu. Tutti i giorni faccio guerra con sta pure, manchi più di canzone trova libertà. Quanta volte mi domanda ma che campo a fare, che vigliacco, non tengo coraggio, forza, ma anche ci pensare. No. A forza non ci sta nemmeno per pregare, per dicere a Gesù, perché non ci sei tu, perché non torna più. Lo sai papà sta qua, là non posso tornare, t'ha giù spiegato già. Pure non c'è sposa e tu mi accompagna, coppa all'altare Dio, a togliere porta ragione ma o bene suoi stacca, su bene suoi dai mo taccia santa, su pronto per cantare. Ciao Nanni, papà ti chiama rimane. Sì, non ti preoccupare, ti chiama rimane. Eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli in questa mattinata insieme. Spero che vi state facendo un aperitivo mentre ascoltate le nostre canzoni, i nostri brani, la nostra programmazione qui su Radio Napoli, come sta facendo l'amica Lucia Donatellis, come sta facendo l'amico Salvatore Zoccolilla, che ci ha mandato un messaggio qui in diretta su Spreaker.com, sulla nostra app di riferimento. Inoltre ricordo a tutti coloro che vogliono riascoltare il programma o i nostri episodi fatti in precedenza, lo potete fare tranquillamente su qualsiasi sito di musica. Se avete dispositivi Apple lo potete fare tramite Apple Music o Podcast Music della piattaforma di Apple, oppure la potete fare tranquillamente su Google Play, su Heart Radio, sulla nostra mitica app mondiale di Spotify, oppure semplicemente qui su Spreaker.com, oppure anche su YouTube potete scrivere Radio Napoli e vi esce, poi decidete voi il genere di musica, il brano, l'artista che volete ascoltare in qualsiasi momento della vostra mitica giornata. Adesso andiamo un po' a leggere l'oroscopo di oggi che è, ricordo, 5 agosto. L'oroscopo dice che Leone e Ariete hanno ragione, sia chiaro. Con l'oroscopo di oggi
mercoledì 5 agosto finalmente, dopo tante settimane di sosta nel segno del Cancro, Mercurio passerà nel segno di fuoco della Leone, quindi per i prossimi 20 giorni con Mercurio in Leone e Marte in Ariete sarà decisamente sconsigliabile litigare con qualcuno del segno di fuoco. Non perdete tempo e dategli ragione fin da subito. Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto, la Luna entrerà nel segno dei Pesci, ma soprattutto dopo una lunghissima sosta Mercurio, pianeta del pensiero, entrerà nel segno del Leone. Ogni anno questo velocissimo pianeta fa 3 soste e le fa nei 3 segni zodiacali di un settimo elemento. Nel 2020 le 3 soste sono state e saranno nei 3 segni d'acqua, Pesci, Cancro e Scorpione. Sono diverse settimane quindi che il Mercurio nel segno del Cancro rende il pensiero meno logico e più emotivo. Adesso questo pianeta ricomincia a viaggiare velocemente e riparte dal segno del Leone in un modo di ragionare in cui l'ego ha un'enorme importanza. Voglio fare anche l'auguri qui in diretta. Ieri è stato il compleanno di mia sorella, oggi è il compleanno dell'amico Ivano Serra che ci ascolta quotidianamente dalla Sicilia. Un augurio a tutti voi, anche all'amica Giusy Ferraro, oggi compie gli anni. Un augurio veramente a tutti voi di buon compleanno. Adesso andiamo con il prossimo brano in programma qui su Radio Napoli, dalla voce di Nancy Coppola. Andiamo ad ascoltare Me Gusta Bailar. Nei tuoi movimenti c'è mucha passione. Che fiesta esta noche